Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. La soluzione di Salvini al processo Open Arms anima la politica, pezzi di governo puntano ad accelerare sulla riforma della giustizia, altri ad aprire un dialogo con una parte della magistratura. Maltempo a Palermo, un fulmine fa crollare la torre di una pizzeria, 4 feriti. La Regione siciliana ha messo a disposizione per Agrigento, capitale della cultura, oltre 4 milioni di contributi da spendere entro il 31 dicembre, ma i fondi sono stati utilizzati solo in minima parte. Musica ad alto volume, risse e pochi controlli. I residenti del centro storico di Catania tornano a chiedere il rispetto delle regole per rendere la città più vivibile e sicura. Catania, svegliati e chiama col suo nome i tuoi mali. Gli auguri dell'arcivescovo Luigi Renna ai giornalisti e alla città. Calcio, in Serie B il Palermo sfida la capolista in bilico, la panchina di Dionisi che si gioca il futuro contro la sua ex squadra. In Serie C si apre il girone di ritorno, il Catania domani al Massimino riceverà il Sorrento, il Messina cerca di uscire dalla crisi contro il Potenza, lunga vigilia per il Trapani che giocherà il posticipo di lunedì. Bentrovati, ieri la soluzione al processo Open Arms del ministro Matteo Salvini, oggi tiene banco ancora la politica, soprattutto le reazioni del mondo politico ma anche della magistratura. Manlio Viola. Un processo aberrante costruito sul nulla che dimostra l'assoluta urgenza della riforma della giustizia. Matteo Salvini è stato appena assolto con formula piena dai giudici di Palermo nel processo Open Arms e già tocca al suo vice al Ministero delle Infrastrutture, il sottosegretario Tullio Ferrante, suonare alla carica sulla riforma. E questo è il prossimo step per la maggioranza di governo, giungere alla separazione delle carriere. Lo si sarebbe fatto con uno scontro frontale in caso di condanna, ora forse l'accelerazione dovrà seguire un percorso diverso. Un'apertura viene anche dal ministro della giustizia Carlo Nordio, che rende onore a questi magistrati coraggiosi, dice, lanciando messaggi di distensione, ma precisa: questo processo non sarebbe dovuto nemmeno iniziare perché fondato sul nulla, credo sia necessaria una riflessione sul nostro sistema imperfetto. Ma intanto un applauso alla Camera dei Deputati ieri sera ha salutato la sentenza, un applauso al quale non ha partecipato la sinistra, sottolinea il coordinatore di Noi Moderati Saverio Romano, il cui intervento lo aveva fatto scattare. C'è un giudice a Palermo, come ci fu un giudice a Berlino, dice parafrasando una frase storica il commissario della Lega in Sicilia nonché vicepresidente del gruppo a Palazzo Madama Nino Germanà. Verità e giustizia sono state ristabilite, dice invece il presidente della Commissione Difesa Nino Minardo. Tocca all'avvocato di Salvini Giulia Bongiorno sottolineare come questa non sia una sentenza contro i migranti, ma la pensano diversamente dalla ONG spagnola Open Arms, i cui vertici pensano già ad un appello e sperano che anche la procura di Palermo si opponga alla sentenza. Vento e pioggia a Palermo e un fulmine ha fatto crollare una torre nell'atrio di una pizzeria, 4 i feriti. Marco Gullà. 4 feriti, urla di paura, il blackout e il boato spaventoso di un fulmine che ha investito in pieno la torre di una pizzeria in via dei Quartieri a Palermo. Ieri sera, per alcuni minuti, a causa del forte maltempo che ha investito il capoluogo siciliano, si sono vissuti momenti di terrore all'interno del locale, rimasto improvvisamente al buio. Alcuni detriti e frammenti di muratura si sono staccati dalla struttura annessa alla villa, cadendo su alcuni clienti. Il ferito, che è in condizioni più gravi, è una donna che sarebbe stata colpita da alcune parti della torre che hanno ceduto, finendo al suolo. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia, ha riportato un trauma cranico. La pioggia e il forte vento hanno creato danni e disagi anche in altre parti della città e in provincia. Sono stati più di 30 gli interventi dei vigili del fuoco, sono numerosi anche gli alberi caduti in strada tra il capoluogo e la provincia, una decina di alberi caduti nella zona di San Martino delle Scale, Pioppo e Monreale, pali dell'illuminazione pericolanti nella zona di Bocca di Falco, Baida e Corso Calatafimi, dove il vento ha anche provocato il distacco dell'intonaco dalla parete laterale di un palazzo. Messi in sicurezza anche dei cartelloni pubblicitari in via Colonnello Antonino Frasconà. Il vento dovrebbe placarsi, in base alle previsioni, nelle prossime ore. E continuiamo ad occuparci di Agrigento, capitale della cultura 2025. La Regione ha messo sul piatto oltre 4 milioni di contributi da spendere entro il 31 dicembre, ma solo in parte questi fondi sono stati già spesi. Sentiamo Luca Ciliberti.
All'inizio dell'anno Agrigento ha beneficiato di un finanziamento di 4 milioni di euro per mettere in piedi un calendario di eventi da svolgersi entro il 2024 per accompagnare la città al 2025, anno in cui sarà capitale italiana della cultura. Canto lirico italiano patrimonio UNESCO. Ci sono una serie di teatri, costo 120.000 euro, ma non li abbiamo visti. L'arte contemporanea e rigenerazione urbana e paesaggistica, 270.000 euro. L'età chiaramontana, 30.000 euro, centro storico, siti, castelli della provincia, ma non li abbiamo visti. Questi sono tutti eventi che si sarebbero questa è una delibera della cabina di regia svolgere nel 2024. entro dicembre 2024. I ritardi e i paletti del Consiglio Comunale che hanno accompagnato la costituzione formale della fondazione hanno fatto slittare tutto. Eppure il Comune aveva presentato un progetto alla cabina di regia regionale con una serie di attività sul territorio, ma il progetto del sindaco di Agrigento, vagliato a Palermo, è diventato altro. Quei famosi 4 milioni per le attività collaterali e alla preparazione del 2025 io avevo inserito anche un bando dove dovevo coinvolgere esclusivamente la sezione culturale del territorio agrigentina e della provincia, cosa che è stato slittato col finanziamento del 2025 perché si è preferito dedicare queste somme ad eventi molto più grandi, come un esempio della registrazione del volo che andrà in prima serata al Canale 5 sia il 24 dicembre che il 25 di dicembre. Intanto il presidente della fondazione Giacomo Minio annuncia la presenza del Capo dello Stato proprio nella città dei Templi a gennaio. 44 appuntamenti che partiranno appunto un altro anno con quella che è la giornata iniziale che sarà il 18 di gennaio con la inaugurazione da parte del Capo dello Stato qui ad Agrigento. E si continuerà a parlare di Agrigento, capitale della cultura, anche subito dopo il TG con il programma Il Punto. Diversi gli argomenti, ci ha raggiunto Luca Ciliberti. Grazie Adelaide. Parleremo ovviamente di Agrigento Capitale, di questi ritardi che adesso cominciano ad essere evidenti, quindi con un lungo reportage realizzato proprio da Agrigento, ma siamo rimasti praticamente e rimarremo su quell'asse perché da Agrigento ci sposteremo anche a Caltanissetta, parleremo della crisi idrica, ma poi ovviamente un focus abbastanza particolareggiato con tanti ospiti sulla finanziaria regionale. Sono una chicca, ritornerà con noi e non lo vedevamo da un sacco di tempo l'ex presidente della regione Rosario Crocetta, insomma anche per farci raccontare cos'era la tabella H di sua conoscenza. Quindi dopo il telegiornale, subito dopo in diretta, tornerà Il Punto. Grazie Luca, e da Agrigento passiamo invece a parlare di Catania. Musica ad alto volume, pochi controlli, risse e tavolini che invadono intere strade. I residenti del centro storico di Catania tornano a farsi sentire e chiedono il rispetto delle regole per rendere la città più vivibile e sicura. Emanuela Corsi. Ragazzi che vengono in centro storico sapendo che c'è l'impunità e che arrivano anche armati per fare le risse. A parlare sono i residenti del centro storico di Catania. Nonostante i vari incontri con l'amministrazione comunale restano irrisolti alcuni problemi, a partire dalla musica ad alto volume fuori orario nei locali pubblici che nelle ore notturne trasformano le zone della Movida in una grande discoteca dove spesso nascono liti e risse. È sufficiente che i vigili della nona comincino a girare per i locali della città e laddove esistono i locali che hanno questi impianti di amplificazione devono essere sanzionati. L'amministrazione comunale ha promosso e istituito la pedonalizzazione di alcune aree della città, soprattutto in centro. È giusto liberare il centro storico dalle auto, ma non bisogna sostituire le auto con i tavolini, perché questo significa ancora problemi di insicurezza, di viabilità, di desertificazione del centro storico, perché fuggono gli abitanti del centro storico, fuggono. Infine c'è il tema della sicurezza. Secondo i residenti non bastano solo i presidi delle forze dell'ordine. La sicurezza si risolve come viene fatto in tutte le città europee in Italia con il controllo smart, cioè dire con controlli tramite sensori e telecamere e tramite naturalmente il coordinamento da parte delle forze dell'ordine. Secondo il comitato, parte dei fondi del PNRR andrebbero investiti in nuovi strumenti di controllo per rendere il centro ancora più sicuro e vivibile di giorno e nelle ore notturne. Restiamo a Catania, il messaggio e gli auguri dell'arcivescovo Luigi Renna, che ha parlato di guerra e povertà ma ha citato Papa Francesco, e poi parlando di Catania ha detto: la città sta camminando ma deve andare avanti ancora con un'attenzione particolare ai giovani, compresi quelli che vengono a studiare dalla provincia. Ascoltiamo le parole di Monsignor Renna. Penso soprattutto ai temi che il Papa ci richiama nel messaggio per la giornata
della pace del 1° gennaio, quella della riduzione del debito ai paesi poveri, quello della tutela della vita dal concepimento fino alla fine naturale e dell'abolizione della pena di morte nei paesi in cui non c'è, e stiamo attenti perché dietro gli estremismi di destra e tante svastiche che ritornano c'è un pensiero che la pena di morte la vuole e noi dobbiamo vigilare su questo. E terzo, stiamo molto attenti anche alla questione del disarmo, perché il Papa invita a porre un atto concreto che è quello di creare un fondo internazionale per scongiurare la fame, attingendolo proprio da ciò che ogni anno ogni nazione prevede per gli armamenti. Catania, svegliati perché hai le risorse e chiama con il nome i tuoi problemi, perché hai la forza per andare oltre. Stai camminando, ma devi camminare ancora, perché i giovani che studiano a Catania, i fruitori dei bingo, dei vari luoghi dove si gioca tantissimo, i fruitori di droga vengono da tutta la provincia e quindi tutti quanti, anche nella provincia, anche nei paesi più tranquilli, si dovrebbero porre certi problemi, perché Catania diventa il luogo dove si concentra ciò che magari, in maniera carsica è presente altrove. E al termine dell'incontro Monsignor Renna ha guidato i giornalisti nel Salone Sant'Agata dell'Arcivescovado, recentemente restaurato dopo i danni causati dall'alluvione di 3 anni fa. Nelle pareti della sala sono state scoperte numerose scritte che documentano la realtà siciliana dopo il congresso di Vienna, il ruolo britannico nelle vicende siciliane dei primi decenni dell'Ottocento e l'avvio di una nuova Costituzione liberale. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. E parliamo adesso di regali di Natale. Pigiama e biancheria intima sono in cima alla lista di quelli più acquistati. Sentiamo Desiree Ferlito. Luci, canzoncine e atmosfera natalizia e poi l'acquisto sfrenato di regali. Indesiderati, richiesti, contesi, comunque sia, nessuno rinuncia alla tentazione di mettere qualcosa sotto l'albero. Cosa ha comprato, signora? Un po' di tutto, per i bambini, per i grandi, un po' di tutto. A che punto siete con i regali? Ma quasi è terminato. Cosa si regala maggiormente? Maggiormente, ma libri... pigiami, calzettine, per me cose utili. Il maglione, il pantalone, la camicia. Qualcosa da mangiare, panettoni artigianali, abbigliamento, non lo so. Cosa ad esempio? Maglioncini di Natale, sono un evergreen. Insomma, nei pacchettini sotto l'albero tutto è concesso o quasi. Il leitmotiv comunque è qualcosa di utile. Forse per questo in cima alla lista dei regali più acquistati ogni anno troviamo sempre loro. 5 paia di calzettoni che non userai mai, le mutande, ma che comunque oggi è un altro tipo di percorso, ma poi la realtà è che il pigiama o il plaid. Coperte, anche coperte in paglia, proprio le persone vogliono stare a casa. E se il cassetto della biancheria intima a gennaio è troppo pieno, la soluzione è dietro l'angolo. Il 27 provi a fare lo scambio su eBay, su subito.it. È vero quello che si dice dei regali di Natale, a volte basta il pensiero. Non serve spendere tanti soldi, ma prendersi un momento per scegliere un presente che possa strappare un sorriso. L'idea sempre di aprire quel regalo, anche se è una cosa anche banale, è sempre bello. Dunque, munirsi di carta e penna e procedere con una lista di nomi. In cima ci sono sempre bambini. E ad Agrigento a Natale potranno brindare alla loro stabilizzazione i lavoratori precari degli ospedali agrigentini che dopo anni hanno firmato finalmente i contratti a tempo indeterminato fra la commozione generale. Sentiamo con Davide Sardo. Un regalo di Natale davvero speciale per 367 lavoratori precari dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Sono stati assunti a tempo indeterminato. La cerimonia al Palacongressi con la presenza di familiari e amici che ha reso ancora più emozionante questo traguardo. La voglio dedicare alla mia famiglia e la voglio dedicare sinceramente anche a tutti quelli che hanno creduto fino dall'inizio a questa stabilizzazione. Oggi arriva la mia stabilizzazione, in settimana è arrivata quella della mia compagna, quindi è un Natale bellissimo. Anni che aspettavo questo che neanche ci credevo, per me è un miracolo.
Sono emozionatissima. Un momento importante perché dopo 26 anni finalmente ho coronato il sogno della mia vita. Testimonianze di quanto il lavoro stabile sia importante non solo dal punto di vista economico ma anche per la dignità personale e la serenità collettiva. Un secondo step, il terzo step per altre figure professionali ci sarà subito dopo le festività ed la possibilità di dare una risposta a 367 famiglie. Bene, altra pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, il Palermo tra poco in campo alle 15 al Malpei sfiderà il Sassuolo che è primo in classifica. A rischio c'è la panchina del tecnico Dionisi, in caso di passo falso potrebbe essere esonerato. Marco Gullà. Guardando i numeri, la sfida è di quelle quasi da Mission Impossible. Da un lato c'è il Sassuolo, corazzata del campionato e formazione che in questo torneo ha perso una sola volta, e poi c'è il Palermo in crisi di identità, che viene da 2 sconfitte consecutive e che è pure fuori dalla zona playoff. Rischia il posto anche il tecnico Alessio Dionisi, un nuovo passo falso potrebbe costargli la panchina. Non vedo altre strade che metterci la faccia, lavorare duro, ma noi lavoriamo duro, i ragazzi lavorano duro. Speravamo di non trovare questo, di non andare incontro a questo, però siamo noi responsabili di quello che abbiamo fatto. Devo anche dire, so che posso diventare ripetitivo, ma devo anche dire che le prestazioni sono diverse dai risultati, perché questa squadra sta facendo prestazioni, non dico ottime ma buone, ma ora contano i risultati, ma contano da un po', i risultati non stanno tornando, perché se guardo le sconfitte sono 6 contro 1 del Sassuolo. In avanti, dopo l'ennesima prestazione insufficiente sotto porta, è probabile che Henry faccia un turno in panchina. A quel punto Dionisi dovrà scegliere tra Leduaron e Brunori come vertice offensivo, e considerati i recenti precedenti è quasi scontato che la scelta cada sull'attaccante francese. A supporto ci potrebbe essere Verre. Al Palermo serve una prestazione di carattere per svoltare. Fischio d'inizio alle ore 15. Domani Catania-Sorrento, la squadra di Toscano deve sfruttare l'occasione per chiudere al meglio il 2024. Inglese sarà in campo fin dall'inizio. Sentiamo Marco Carli. Più forte di quello che fino adesso è stato un tabù, cioè il Massimino. I dati parlano chiaro, i successi del Catania in casa sono solo 4, 7 reti segnate, ultima vittoria col Trapani più di un mese fa. Per regalarsi una fine di 2024 migliore di quello che l'anno solare ha detto finora, con la Coppa Italia vinta, ma anche con un rendimento negativo in campionato, i rossazzurri devono battere il Sorrento, che non ha pressioni, ma viene da 2 sconfitte consecutive. C'è voglia di migliorare questa classifica che non piace né a noi né alla gente. I ragazzi stanno lavorando con tanto impegno. Allo stadio ci sarà anche il presidente Pelliga, che in città da qualche giorno insieme a una delegazione di giocatori è stato al Garibaldinesima per portare doni e sorrisi ai bambini ricoverati nelle strutture del Dipartimento Materno Infantile. Tornando al campo, Toscano pronto a rilanciare Inglesi in avvio, manca ancora Guglielmotti, indisponibile anche ad Amonis, gioca il giovane Butano in porta. È un ragazzo che abbiamo aggregato alla prima squadra da diversi mesi, perché abbiamo intravisto in lui dei margini di miglioramento e delle qualità. È cresciuto tantissimo in questi mesi, ha questa opportunità e se la deve giocare al massimo delle sue potenzialità. Catania-Sorrento sarà come sempre seguita da Telecolor, le consuete 3 ore live con i collegamenti dallo stadio, che culmineranno con le interviste ai protagonisti. Il Messina sarà impegnato domani a Potenza, mentre il Trapani giocherà lunedì. Sentiamo Sergio Colosi. Inizia il girone di ritorno, ma per il Messina i problemi sono quelli di sempre. Un presidente in rotta con città e tifoseria, un allenatore ad un passo dall'addio e una squadra mediocre e troppo giovane. La trasferta di Potenza in programma domani alle 12:30 può fare da spartiacque al futuro. Contro i Lucani, quarta forza del campionato, il pronostico sembra chiuso per una squadra in caduta libera e scivolata al terzultimo posto. La crisi del Messina non riceverà sconti dal vice capocannoniere
petroliere Caturano, ex della sfida insieme a Rosafi e Firenze. Società con oltre 2 milioni di euro di debiti, sull'orlo di un disastro senza ritorno. L'ultimo a provarci è l'imprenditore Bonina, ma le richieste di sciotto mettono in fuga chiunque. Il prossimo a salutare potrebbe essere Giacomo Modica, da definire contenuti e modalità dell'accordo in caso di cambio societario. A Potenza giallorossi con un 4-3-3, più coperto e meno spavaldo di quanto indicato dal modulo. La lunga vigilia che accompagna il Trapani alla gara casalinga di lunedì sera contro il Foggia porta in dote certezze, svolta e nuove ambizioni. Con Capuano in panchina e Granata tra campionato e Coppa Italia hanno superato a domicilio Casertana e Arezzo. Si torna al provinciale e Capuano ritrova il Foggia, passaggio fondamentale per inserirsi tra le big del girone. Bene, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.